quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Eravamo abituati ad incontrarci in occasione del Natale per un momento di preghiera durante il quale anche era possibile presentare gli auguri a tutti voi, a tutti coloro che fanno riferimento alle scuole che sono legate con la Chiesa diocesana in particolare, ma non solo quella diocesana. E penso soprattutto ai dirigenti, penso a tutti gli insegnanti che svolgono un servizio prezioso dal punto di vista anche educativo, penso a voi alunni, ragazzi che frequentate queste scuole, ragazzi e ragazze, e poi alle tante famiglie che hanno stabilito un patto educativo con le nostre realtà. E in questa occasione volevo appunto fare tanti auguri di buon Natale, ma quest'anno augurare buon Natale è un po' particolare, trova un contesto difficile, non possiamo abbracciarci, non ci possiamo incontrare, e allora forse questa occasione di un video credo che possa essere opportuna per documentare perlomeno l'attenzione nei confronti di tutti voi, da parte della nostra Chiesa, da parte mia personale. E mi riferisco appunto su questo ambito all'esperienza che abbiamo appena vissuto nei giorni scorsi durante la veglia per i giovani. In genere la si faceva agli eremitani, quest'anno l'abbiamo fatta seguendo la figura e la storia di Sant'Antonio alla Basilica del Santo. E mi hanno proposto di commentare un'espressione che abbiamo ascoltato anche poco fa, l'espressione che riguarda la famiglia di Gesù: non c'era per loro posto, non c'era per loro posto in albergo. Io volevo dire una cosa fondamentale in questa occasione, la dico anche a voi. È vero che non c'era posto per loro, chissà per quali motivi, c'era l'ambiente che era pieno, tanti motivi. Ma in sostanza quello che emerge come straordinario è il fatto che il Signore Gesù viene lo stesso, si fa uomo, si fa uno di noi lo stesso. Non dipende dalla nostra accoglienza, non dipende dalla nostra bontà o dalla nostra disposizione.
è del tutto gratuita la sua presenza in mezzo a noi. E in questo anno in cui siamo impediti per tante manifestazioni religiose, dobbiamo ricordare questo, che il Signore Gesù viene lo stesso. E noi celebriamo il Natale perché crediamo che Lui resta fedele a noi, Lui resta vicino a noi, compagno della nostra strada, compagno della nostra vita. Il Natale noi lo celebriamo non tanto perché io, ciascuno di voi, aderisce personalmente e spiritualmente, interiormente, ma perché Lui viene, Lui è fedele e ognuno di noi manifesterà come può la propria gioia di sapere che il Signore si occupa anche di noi oggi, in questo tempo di Covid. E questo volevo esprimere, spero di esserci riuscito. Poi c'è un'altra esperienza alla quale mi voglio ricollegare e che vorrebbe essere in qualche modo in continuità con questa certezza che il Signore è in mezzo a noi, soprattutto nei momenti della difficoltà, nei momenti della fatica, della stanchezza, in quanto si perde il senso della vita, la gioia di vivere. Ed è quella proposta che abbiamo fatto ancora in occasione della veglia di Pasqua, l'angolo bello. Io non lo pensavo come una cosa provvisoria. Mi sarebbe piaciuto che a partire da quell'esperienza, per Pasqua non avevamo neanche potuto incontrarci per celebrare la Pasqua, a partire da quell'esperienza nelle nostre case, dalle nostre case, nascesse un riferimento spirituale. Le nostre case possono diventare le nostre chiese, i luoghi dove noi coniughiamo la fede con la nostra vita. Sarebbe molto importante che ci riappropriassimo come famiglie di questi riferimenti. L'angolo bello di Pasqua può diventare anche il presepe di Natale, ma a me piacerebbe tanto che si desse una continuità anche con tutti gli altri tempi ordinari, che ci fosse nella nostra casa un segno, un angolo che ci permettesse di avere un riferimento spirituale nella nostra giornata. Noi, il vero tempio dello Spirito Santo è ogni battezzato e quindi ogni luogo può diventare occasione di incontro con il Signore, e che qualcosa ce lo ricordi credo che sarebbe molto bello. In questo tempo può essere il presepe, in un altro tempo ciascuno di voi potrà vedere, può essere un'icona, un crocifisso, ma ritengo che sia molto importante sottolineare questa presenza del Signore accanto a noi e nella nostra vita. In questo tempo io colgo anche in voi, anche nei ragazzi, vorrei dire, un atteggiamento molto preoccupato. Ci sono paure, c'è il senso di sentirsi come stretti dentro un tempo ristretto di libertà, uno spazio ristretto per la nostra vita. Eravamo abituati ad andare ovunque, comunque, in qualsiasi momento, e oggi siamo costretti ad essere attenti alla salute, non soltanto nostra, alla salute soprattutto dei nostri cari, di chi è più debole, chi è più anziano. E allora questa preoccupazione a volte potrebbe portarci ad essere insofferenti, a osare cose che non sarebbe opportuno, che se ci fermassimo sappiamo benissimo che sono sbagliate, a perdere un po' il controllo di noi. Questo può avvenire soprattutto per chi è giovane. Dobbiamo essere un po' più forti, indubbiamente. Così come anche l'altra reazione è quella di chiuderci, di spaventarci, questo qui soprattutto perché più avanti negli anni, di bloccarci in casa come se non fosse possibile più fare nulla, e paure, preoccupazioni, quasi che prendono il posto fondamentale della nostra vita, che rendono il nostro sguardo più cupo. L'irresponsabilità di osare qualsiasi cosa, la chiusura dentro noi stessi, in una preoccupazione che sembrerebbe addirittura eccessiva, credo che dobbiamo saperle mitigare. E il tempo del Natale, secondo me, vuol dire proprio questo. È un tempo nel quale ci viene ricordato che il Signore ci è accanto. Non so se ricordate una bellissima espressione di un salmo che dice:
anche se camminassi in una valle oscura, non avrò alcun timore, perché tu sei con me. Il Natale è la dichiarazione, l'annuncio che il Signore è con te, in qualsiasi momento, anche nei momenti difficili. Allora da qui, da questa nostra fede, nella presenza del Signore nella nostra vita, io penso che possiamo come far emergere dal nostro cuore una preghiera. La preghiera è quella che ci chiede, con la quale vogliamo chiedere al Signore di avere forza, di essere forti in questo tempo. Non possiamo lasciarci andare, non possiamo nemmeno rinchiuderci in noi stessi. Dobbiamo mantenere la nostra strada, la nostra vocazione. Dobbiamo mantenere quell'appello che ci viene rivolto alla gioia della nostra vita. Noi attendiamo il tempo in cui potremo esprimerci per quello che noi siamo interiormente. Ora una preghiera potrebbe essere questa: il Signore ci dia forza di restare noi stessi, con la nostra dignità di uomini e di donne, di figli di Dio. C'è una seconda preghiera che penso dobbiamo fare certo per i più anziani o per gli ammalati, ma anche per i più giovani, per i ragazzi, ed è quella della serenità. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Se il Signore è accanto a noi, nulla ci può preoccupare più di tanto, perché abbiamo questa garanzia del suo amore e, come dicevo prima, gratuito, non perché lo meritiamo, ma perché Lui è buono, perché Lui viene comunque, anche se noi ci dimenticassimo di Lui. Questa certezza ci deve dare serenità. E infine, soprattutto questo per i ragazzi, ma indirettamente anche per gli insegnanti, le famiglie, io credo che al Signore dobbiamo chiedere anche la capacità di continuare a progettare, per quanto spetta a noi, il nostro futuro. Cioè avere una visione. Noi non guardiamo soltanto questo tempo del Covid, guardiamo avanti e siamo in attesa di poterci esprimere nel modo migliore. Quindi non è il momento questo nel quale ci dobbiamo appunto limitare ad aspettare che trascorra il tempo delle limitazioni. È un tempo in cui possiamo rientrare in noi stessi e riflettere su quale sia la nostra strada nella vita. Che cosa vogliamo ottenere nella vita? Come vogliamo servire con la nostra vita? Detto in termini ai quali nelle chiese si è più abituati, qual è la nostra vocazione personale? Questo è molto importante. Abbiamo un po' di silenzio, abbiamo un po' di tempo per orientarci sul senso che noi diamo ai nostri giorni, non soltanto questi, sul senso che noi diamo alla nostra vita. Se il Signore ci vuole benedire, concedendoci forza, serenità e prospettive e visione del nostro futuro, io credo che questo sarà senz'altro per tutti noi un buon Natale, perché il Signore Gesù c'è. Mi permetto anche di augurare questo Natale a nome di Don Lorenzo e di tutti coloro che collaborano per le nostre scuole di ispirazione cristiana. Buon Natale a tutti. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu il vero e unico Salvatore che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Amen.